Napoli finisce a coltellate, ferito un 48enne arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Un uomo di 59 anni è caduto a Spresiano. Il sindaco della Pietra, in forte aumento la conflittualità. Emergenza baby gang a Treviso, un 12enne è stato aggredito e rapinato delle scarpe da ginnastica in pieno centro, poi è stato lasciato sotto la pioggia, scalzo e sotto shock. 2 risse nella serata di ieri in piazza Onè di Fonte, 3 feriti, un 29enne ha riportato la frattura del setto nasale e poi all'interno di una corriera una ventina di ragazzi si sono affrontati a colpi di bottiglia. Shock a Spinea per la morte di Mario Mazzucato e la moglie Morena Boscolo. I 2 centauri si sono scontrati contro una monovolume lungo la Romea. Il ritorno di Papa Francesco in Veneto con la visita ieri a Verona, seguito da 427.000 telespettatori, 11 ore di diretta su Antenna 3 con i momenti ufficiali e le emozioni della gente. Alluvioni sempre più frequenti, il consorzio di bonifica avverte barriere antiacqua attorno alle abitazioni. 200.000 persone a Treviso nella sola giornata di ieri, verosimilmente altrettante oggi. Notte bianca, musei aperti, DJ, ten e torneo di mini rugby hanno riempito la città di gente. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano con il tentato omicidio che si è consumato ieri sera a Spresiano. Una lite tra vicini di casa è finita a coltellate, ferito un 48enne, arrestato con l'accusa di tentato omicidio il vicino, 59 anni. Noi eravamo alla festa delle associazioni quando ci è stato detto dell'accaduto e siamo rimasti tutti quanti sconvolti dalla cosa. Shock a Spresiano dopo l'accoltellamento tra vicini di casa ieri sera all'ora di cena. Un litigio finito nel sangue con un 48enne portato all'ospedale per varie ferite d'arma da taglio alle braccia ed un 59enne arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Siamo in via Lazzari, su una zona centrale di Spresiano. In questa palazzina gli screzi tra i 2 condomini erano di lunga data, baruffe continue per il cane, per il parcheggio. Ogni futilità era occasione di discussioni e liti accese tra i 2, fino a ieri sera quando, dopo l'ennesimo diverbio, il 48enne avrebbe staccato il contatore dell'elettricità del vicino e questi, in un eccesso d'ira, brandendo un coltello con lama di 15 centimetri e gridando "adesso lo ammazzo", prima ha aggredito il 48enne con uno spray urticante al volto, poi l'ha colpito con 3 fendenti. Il vicino si è difeso alzando il braccio per proteggersi e lì l'hanno centrato le coltellate, fortunatamente senza provocare gravissime lesioni, ma poteva davvero finire molto peggio. Subito sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito ed i carabinieri che hanno proceduto all'arresto dell'aggressore. Nel condominio oggi nessuno vuol parlare dell'accaduto, ma nei palazzi vicini tutti sono al corrente dei continui litigi tra i 2, tanto che i carabinieri erano già intervenuti. Ancora tempo fa, sempre venendo alla sera, ho visto sempre dei litigi, ma non so altro. È successo già qualche paio di mesi fa, però so che litigano spesso qua, però non le so dire più di tanto. Anche il sindaco era a conoscenza delle tensioni. So che c'era una situazione che si trascinava da tempo, ciò non toglie che insomma situazioni del genere ce ne sono dovunque e purtroppo talvolta si trascende in fatti di questo tipo. Io sono amministratore di condominio, per cui ecco, sono situazioni che ho quotidianamente di fronte e sappiamo bene che i tribunali sono intasati da cause tra vicini di casa, per cui assolutamente è una fattispecie particolare, è una fattispecie che numericamente ha delle cifre importanti e fa parte anche della natura umana il litigio con il vicino. È chiaro che poi quando succedono cose del genere non si possono tollerare. E la serata di ieri è stata contrassegnata anche da 2 violente risse, una in piazza ad Onè di Fonte tra una decina di ragazzi, 3 feriti. Sentiamo.
Un apprezzamento non gradito verso alcune ragazze o uno sguardo di troppo. È bastato questo per far scoppiare una rissa fra almeno una decina di giovani nel cuore di Onè di Fonte. I carabinieri giunti sul posto hanno immediatamente raccolto alcune testimonianze ed hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Per gli investigatori il cerchio si sta stringendo su un gruppo di almeno 4 o 5 giovani ritenuti promotori della rissa che ha scosso il paese. 3 persone sono rimaste ferite, un 29enne della zona che ha riportato la frattura del setto nasale ed un ragazzo ed una ragazza rimasti contusi che hanno rimediato alcuni giorni di prognosi. Avvertito di quanto accaduto il sindaco di Fonte Luigino Ceccato. Guardi, le dico sinceramente che io sono alquanto preoccupato perché non è così che ci si confronta. Poi aggiunge: Questi giovani, perché non sono tutti uguali, c'è da precisare, non gliene frega niente di quello che pensano, di quello che pensa la gente, di quello che vedono e pensano gli altri. Ecco, questo voglio dire, in linea generale sono al di sopra e al di fuori della nostra società civile, secondo me. A breve i giovani che hanno scatenato la rissa saranno identificati dai carabinieri, rischiano una denuncia per rissa e lesioni. E giovani, anzi giovanissimi, violenti anche in centro a Treviso. L'ultimo episodio risale al primo pomeriggio di mercoledì, quando sotto la pioggia battente un 12enne è stato aggredito e, non avendo altro, derubato delle scarpe. Inseguito dalla baby gang e derubato delle scarpe, i bulli l'hanno lasciato così, scalzo sotto la pioggia battente. È un vero e proprio agguato quello del quale è rimasto vittima un 12enne in centro a Treviso. Rientrava a casa da scuola nel primissimo pomeriggio, è sceso dal bus in piazza Vittoria e si è diretto verso lungo Sile Mattei, costeggiando le poste centrali. Qui ha notato 3 ragazzi che lo seguivano. Il giovanissimo ha svoltato a destra, fermandosi davanti al primo palazzo, ha finto di essere arrivato a casa, poi ha proseguito, ma all'altezza di via Zara se li è trovati addosso. L'hanno preso per il collo chiedendogli soldi e cellulare. Il 12enne non li aveva. I bulli gli hanno quindi preso le scarpe da ginnastica lasciandolo scalzo. Una signora di passaggio lo ha soccorso, poi una pattuglia dei carabinieri lo ha riaccompagnato a casa. Una vera e propria emergenza, quella delle baby gang in centro, che lascia sgomenti i residenti per frequenza e modalità degli episodi. Ne fanno di cotte e di crude, speriamo in bene, perché noi ricordiamo la Treviso tranquilla di una volta, che non c'è più. E da anzianotti ci rassegneremo a questa situazione perché non cambierà mica un granché. Dicevamo poco fa della rissa scoppiata a Onè di Fonte, un'altra rissa è scoppiata a bordo di una corriera. L'autista, costretto a fermare il mezzo, è stato picchiato. È accaduto sulla tratta Treviso-Montebelluna. Sono saliti a Treviso a bordo di una corriera che doveva arrivare a Montebelluna. All'improvviso all'interno del mezzo è scoppiato il caos, urla, offese ed è esplosa l'ennesima rissa. Una ventina i giovani coinvolti, alcuni dei quali completamente ubriachi. Una lite degenerata per futili motivi. Ad un tratto almeno 5 ragazzi, sembra di origine nordafricana, hanno aggredito gli altri giovani utilizzando cocci di bottiglia che si erano portati all'interno del bus. 2 soggetti sono rimasti feriti, uno contuso, l'altro con ferite da taglio. L'autista della corriera è stato costretto a fermare il mezzo a Musano di Trevignano e a chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Uno dei giovani coinvolti nella violenta rissa avrebbe aggredito anche l'uomo alla guida, colpendolo con un pugno. Oltre alle ambulanze del SUEM 118 che hanno portato i feriti in ospedale, sul posto sono arrivate alcune macchine dei carabinieri. I protagonisti della rissa sono stati fatti scendere dal mezzo per essere identificati e per consentire ai militari dell'arma di accertare quanto accaduto. La corriera ha proseguito poi la sua corsa verso il capolinea Montebelluna. Si tratta di una rissa che poteva avere conseguenze ancora più gravi, visto che più facinorosi hanno utilizzato vetri di bottiglia. Una situazione insostenibile, ci dicono, soprattutto perché è accaduto all'interno di una corriera dove l'autista si è trovato in balia di questi violenti. E dalla provincia di Treviso ora ci spostiamo con la cronaca nel veneziano, perché c'è da registrare l'ennesima gravissima tragedia della strada lungo la Romea. È accaduto in località Codevigo. Una moto con a bordo marito e moglie si è scontrata frontalmente con un'auto. Nulla da fare per i 2 coniugi di Spinea.
Una gita al mare a Chioggia, qualche ora di relax, poi il ritorno in moto verso casa Spinea. Mario Mazzucato, 68 anni, e la moglie Morena Boscolo, 66, sono morti in serata vittime di un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la Romea a Codevigo, in provincia di Padova. La due ruote, forse in fase di sorpasso, si è scontrata frontalmente contro una monovolume di turisti stranieri che viaggiavano in direzione opposta. Uno schianto violentissimo. Per i due motociclisti non c'è stato nulla da fare. Ad accorrere sul posto alcuni passanti che hanno prestato i primi soccorsi, poi sono intervenuti gli operatori del SUEM 118, nulla da fare per i due coniugi, feriti in maniera lieve gli occupanti della vettura che stavano andando in villeggiatura. Marito e moglie erano in pensione. Mario Mazzucato era stato un delegato storico della COP per il sindacato Filcams CGL del commercio e servizi. Dolore e cordoglio da parte della categoria che, quando ha saputo della doppia tragedia dei coniugi, ha espresso vicinanza alla famiglia. La polizia stradale sul posto per ricostruire la dinamica della tragedia. Ed un'altra notizia di cronaca ci arriva dal Bellunese, dove oggi pomeriggio c'è stata una tragedia a Pedavena. Un parapendio decollato da Malga Campet sul Monte Avena è precipitato sul posto. Il SUEM di Pieve di Cadore, che è arrivato sul luogo che era stato indicato, sbarcando l'equipe medica ed il tecnico dell'elisoccorso. Il pilota dell'ultraleggero respirava ancora, ma era incosciente, però purtroppo le sue condizioni sono peggiorate. Si tratta di un 55enne di Bologna che purtroppo è morto poco dopo il grave incidente accaduto oggi pomeriggio intorno alle 16. Torniamo ora a parlare del caso Una Bomber, perché analisi più approfondite su una serie di vecchi reperti hanno consentito di individuare il DNA, ma la difesa non è stata informata e nutre forti dubbi su questo nuovo sviluppo della vicenda. Sentiamo. Il DNA di Una Bomber sarebbe emerso analizzando vecchi reperti grazie a nuove tecniche investigative. È la notizia diffusa stamani da alcuni quotidiani locali, che però non trova riscontro dagli ambienti della Procura di Trieste, se non per quanto riguarda le analisi più precise alla luce degli strumenti di ultima generazione su un numero consistente di reperti relativi agli attentati compiuti dal misterioso bombarolo del Nord-Est dal 94 al 96 e dal 2000 al 2006 nelle province di Pordenone, Udine, Treviso e Venezia. Al momento dunque non ci sarebbero novità di rilievo, anche perché un DNA era già stato estratto in passato, come ci ha confermato lo storico difensore dell'ingegnere Elvo Zornitta, per anni principale sospettato e poi scagionato, ma rientrato tra gli indagati di questo filone bis dell'inchiesta. L'avvocato Maurizio Paniz è a dir poco perplesso sulle notizie diffuse oggi. Primo, è inconcepibile che una notizia di questo genere, se corrispondente a verità, venga fuori senza che la difesa del principale indagato sia mai stata informata. Io non ho mai ricevuto nessuna notizia, né dal GIP, né dalla Procura della Repubblica, né dagli inquirenti, né dai consulenti d'ufficio, né dai consulenti di parte di un risultato di questo genere. Sono felicissimo che venga fatto qualsiasi approfondimento che consenta di individuare, se possibile, l'autore o gli autori di questi attentati accaduti tra i 30 e i 20 anni fa. Però, terza considerazione, nutro dubbi, per non dire la certezza del contrario, che i reperti siano stati conservati in maniera tale da garantire che non vi siano state manipolazioni. L'inchiesta su Una Bomber è stata riaperta 2 anni fa in seguito a quanto rilevato dal giornalista Marco Maisano e a 2 delle vittime che hanno chiesto e ottenuto di riesaminare alcuni reperti. Nel fascicolo figurano i nomi di 32 persone, delle quali una è deceduta, molte delle quali hanno già consentito al prelievo del DNA. Nel marzo scorso i periti Gianpietro Lago ed Elena Pilli, quest'ultima con competenze specifiche proprio nell'estrazione del DNA mitocondriale, hanno chiesto una proroga per portare a termine un lavoro definito corposo.
E cambiamo argomento, torniamo ora alla visita, alla storica visita di ieri di Papa Francesco a Verona, ieri la lunga diretta di 11 ore su Antenna 3 per seguire passo dopo passo appunto la visita del Santo Padre, 427.000 i telespettatori che hanno assistito all'evento sulla nostra emittente. Benvenuti, bentornati in Veneto. Bentrovati tutti. Vai Fabrizio. Grazie. L'abbraccio di Verona a Papa Francesco che è tornato in Veneto dopo 20 giorni. Un'altra giornata storica fatta di emozioni e storie, di immagini, parole e musica che anche stavolta Antenna 3 ha raccontato in 11 intense ore di diretta, seguendo passo dopo passo le tappe ufficiali della visita del Santo Padre assieme alle voci dei fedeli, alle emozioni delle persone giunti da ogni parte del Veneto e non solo. Un grande impegno che ha coinvolto giornalisti e tecnici e che ancora una volta è stato apprezzato dai tantissimi telespettatori che assieme a noi si sono emozionati in questa giornata. Lo vedete nel grafico degli ascolti con la linea rossa che rappresenta Antenna 3, 427.000 gli spettatori che ci hanno seguito nella giornata della visita del Papa a Verona ed il messaggio di pace lanciato dall'Arena con l'immagine simbolo di questo giorno ha toccato i cuori. Un'esperienza straordinaria che ha coinvolto con un sorriso anche i bambini incontrati dal pontefice a San Zeno. Noi ragazzi di terza media che stiamo facendo la festa del passaggio, come possiamo mantenere la fede nei momenti di difficoltà e non avere paura di fare scelte controcorrente? Bravo, sentite una cosa, non avere paura di andare controcorrente se voi volete fare una cosa buona. Avete capito? Sì. E dobbiamo avere paura di andare controcorrente? E torniamo a parlare del maltempo che ha interessato la nostra regione nei giorni scorsi. Un masso è precipitato questa mattina intorno alle 7:30 sulla strada provinciale Cansiglio di Fregona ad intervenire gli uomini del nucleo carabinieri forestali di Vittorio Veneto. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto il personale del servizio emergenza della provincia. Fortunatamente non c'è stata la necessità di interrompere la viabilità e il masso è stato rimosso nel giro di qualche ora. A 3 giorni dal violento nubifragio, dopo la paura, lo sconforto ad Asolo e monta la rabbia dei cittadini di alcune frazioni. Sentiamo. Ha detto che in 3 giorni non si arriva nessuno. Non è arrivato nessuno, né protezione civile, né vigili del fuoco, nessuno. Ma dove sei che sta lui? Qua. E si era già interrogato? No, e dopo ci ha lamentato perché dobbiamo portare fuori la roba e dovevamo metterla anche in ordine. E secondo te cosa dobbiamo fare? Con 3 metri di acqua sotto casa. La verità è che comunque ci siamo sentiti un po' soli perché non abbiamo avuto molte persone, diciamo, istituzionali che dovevano venire, che sono venute. Dopo la paura, dopo lo sconforto, ora monta la rabbia tra i cittadini di Asolo. Rabbia per i mancati aiuti, ma soprattutto per quanto perso nell'alluvione, come tra i condomini di Via della Sega a Villa d'Asolo. Questa è una macchina da quanto? Questa mi sembra l'ha pagata su 25.000 euro. 25.000 euro? Sì. E non si può recuperare? No, per recuperare devi aprire il motore, togliere l'acqua che c'è dentro, togliere l'acqua sulle centraline che non ti conviene. Lei invece ha la caldaia? Sì, la caldaia pellet, bollitore che dall'altra parte anche quello è negato, dalle camere di caldaia. Più canna a fumare, più impianto, da 6 mesi fregati 10.000 euro, volati. Ora, oltre alla perdita economica, c'è anche il problema di tornare alla normalità. Frigo, guarda che te lo faccio vedere, è pieno di carne. Il congelatore non è frigo, guardalo. Tutto pieno di carne con l'acqua dentro. L'abbiamo tirato ieri un po', ma chi mangia la carne con acqua dentro che galleggiavano i pannolini e tutta la roba dentro? Speriamo che recupereranno qualcosa, almeno la caldaia che riesco a recuperare subito per avere l'acqua calda per lavare i bambini. Non è che
Il riscaldamento, ok, ho capito che adesso non serve perché è caldo fuori, però i mesi passano e abbiamo bisogno della roba che andiamo più veloci a farlo, riparare tutto, perché sennò... Oltre una cinquantina stimano dal comune le automobili destinate alla demolizione. La macchina fuori, non ti dico che non parte però fa fatica. L'alternatore è andato via, per cui la macchina mi tocca o buttarlo via perché costa meno, non va. E se da una parte c'è chi è arrabbiato per il mancato arrivo dei soccorsi, per tutti c'è la consapevolezza che un'alluvione così non si poteva contenere. Voi avevate cercato in qualche maniera? Sì, abbiamo messo i sacchi, ci aveva dato il comune e anche altri sacchi che avevamo comprato noi, però alla fine anche con altri abbiamo messo mattoni, abbiamo messo piastrelle di tutto, però non è servito a niente. A un'altezza di 70 centimetri basta l'acqua, abbiamo dovuto lasciare tutto perché è venuto giù tutto, ha divelto i portoni e ha portato dentro tutto. Un nubifragio, quello di giovedì sera, che non ha precedenti in epoche recenti, sottolinea il Consorzio di Bonifica Piave, che con la cartografia della Brentella detiene la memoria idrografica dei nostri territori. La letteratura, la storia, i documenti dicono che eventi di questa portata, di questa dimensione, capitano una volta ogni 200-300 anni. Un evento eccezionale quindi, quello accaduto tra l'Asolano e la Castellana giovedì sera. Numeri impressionanti, secondo i rilievi del Consorzio di Bonifica Piave, gestore della storica Brentella, ma anche della Venale, che scorre in centro a Castelfranco. L'elemento principale è che in 3 ore sono caduti oltre 100 mm di pioggia su un'area molto ristretta. Una molto ristretta nel bacino della Venale. Per fortuna c'erano le casse di espansione che loro hanno raccolto circa 800.000 metri cubi d'acqua, però il problema è che ne sono caduti quasi 5 milioni di metri cubi in quel bacino. Perciò, per quanto tu abbia aperto, per quanto tu abbia fatto, era impossibile riuscire a mettere in sicurezza il territorio in questo caso, in questa circostanza. Da tenere presente che in un determinato momento addirittura abbiamo completamente ostruito il corso d'acqua del Brenton, deviandolo totalmente nella cassa di espansione di Riese, proprio perché la Venale era risalito nel giro di 20 minuti a un livello tale che ha provocato appunto l'esondazione. Tanta acqua quindi, che però non ha trovato il consueto sfogo a valle. Questo momento difficile è partito questa volta non da nord ma da sud, perciò è salito man mano e questo ha fatto sì che il terreno è stato veramente ricoperto d'acqua fin dall'inizio, ancora prima di arrivare nella zona dove funzionavano le casse di espansione. Il territorio era già pieno d'acqua. Questo ha fatto sì che poi l'acqua, continuando nella notte, finiva automaticamente non più nei canali, ma finiva per strada. Situazione che secondo Gerolimetto con le attuali condizioni potrebbe ripetersi e per questo manda un chiaro messaggio a tutti i cittadini. Dobbiamo riuscire a proteggere le abitazioni, vuol dire creare delle protezioni attorno al perimetro delle abitazioni in modo tale che l'acqua non entri in casa ma resti in strada. Questo è fondamentale, sembrano cose banali ma sono essenziali. Sulle strade per andare più piano mettono i dossi, vuol dire che per entrare in casa dovremmo passare per un dosso, cioè alzare una sorta di recinzione che consenta di non far sì che l'acqua entri, perché le rampe dei scivoli purtroppo portano l'acqua in cantina, portano l'acqua dove non deve andare. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. 200.000 persone a Treviso nella sola giornata di ieri, verosimilmente altrettante oggi. Notte bianca, musei aperti, DJ, ten e torneo mini rugby hanno riempito la città di gente, strutture ricettive piene e gran lavoro per bar e ristoranti. Ci siamo divertiti un sacco, bellissimo evento, una città gremita di gente, fantastico. È bello, c'è stata tanta gente, tanto emozionante, bellissima. Oltre 12.000 persone solo per la DJ 10, la corsa organizzata da Radio DJ che ha trasformato per una mattina l'intera città di Treviso in una grande pista per chi voleva correre o semplicemente camminare con gli amici tra gli scorci più belli della città. Punto chiuso fino alle 11 e centro completamente pedonalizzato. Qualche disagio per i residenti,
ma tutto è filato liscio e la giornata di sole ha agevolato le cose. Bar e ristoranti pieni, molti negozi aperti, hotel e bed and breakfast sold out, anche perché alla Ghirada e al Monigo c'era l'ultima giornata del torneo di mini rugby che ha portato in città altre circa 13.000 persone, e poi ci sono tutti i pendolari che hanno approfittato delle varie manifestazioni per venire in città, circa 200.000 persone nella sola giornata di ieri, altrettante verosimilmente oggi, anche se proprio per la chiusura del PUT è più difficile per la polizia locale fare un calcolo degli accessi. Grande successo sabato sera per la notte dei musei e la notte bianca organizzata da Veneto Imprese Unite. Io ho già sentito molti associati molto soddisfatti di quello che è stata la serata, non tanto per gli incassi, ma non è quello che al momento si vuole, sarebbe troppo facile e troppo semplice, ma per i contatti, per quello che abbiamo reso attrattiva Treviso e per quello che riusciamo a far vedere a quanto ci teniamo al nostro lavoro e vogliamo appunto continuare su questo passo per dare un po' di lustro a quello che è il commercio di Treviso. Insomma, un weekend di festa che in molti sperano venga replicato. Piacevole, devo dire, fattibile, tutto sommato siamo riusciti ad arrivare in un ottimo tempo, siamo soddisfatte, la rifaremo sicuramente. Molto bello, molto entusiasmante, è bello vedere la città così viva, sì, è stata una bella esperienza. Feltre. Com'è Treviso oggi così piena di gente? Bellissima. Bellissima, stupendo, bella manifestazione, divertito e complimenti a tutti. Tanta gente, bella. Bella veramente, ci siamo divertiti tantissimo, sono stati tutti bravi nell'organizzarla, bravi. A Monastiero ora con la 29esima edizione del Premio Bontà Città di Treviso, il riconoscimento ad 8 persone che si sono distinte per la dedizione dell'aiutare il prossimo. 6 realtà del nostro territorio molto importanti perché nella loro attività di ogni giorno assistono malati e poi anche perché diamo un contributo per la scuola a 3 figure veramente importanti e molto volenterose anche nel sociale. Ammirazione e gratitudine sono le parole che hanno contraddistinto il Premio Bontà Città di Treviso, evento dell'Unione Cavalieri d'Italia. Giunto quest'anno alla sua 29esima edizione, la cerimonia è stata ospitata al Salone Calvani di Villa delle Magnolie a Monastier. Sono tante le persone che si mettono al servizio del prossimo e l'UNCI, come da tradizione, ne segue tutti i percorsi. È un impegno costante tutti i giorni e alla quale poi in collaborazione col Consiglio direttivo vediamo, selezioniamo, ci informiamo tramite i sindaci di ogni comune naturalmente quali sono le persone che si distinguono ognuno nel proprio territorio comunale. I premi sono stati assegnati a 3 diciottenni, Giada Malvasio di Vascondi Carbonera, Irene Nardin di Lancenigo di Villorba per il loro impegno nel volontariato, Michel Garlant di Mareno di Piave che presta supporto agli studenti nel doposcuola al patronato di Oderzo, Stefano Spadaro, bellunese, che ha contribuito all'alfabetizzazione digitale degli anziani, Bruno Rossetto, amministratore delegato di Zenson di Piave, attivo per l'associazione Around Us di Monastier che opera in Sierra Leone per sostenere orfani e famiglie più povere. Romina Ceccato, presidente dell'associazione Alba, impegnata nel sensibilizzare i giovani al valore della vita dopo aver perso il proprio figlio Riccardo in un incidente stradale. Antonio Rappazzo di Selvazzano, socio UNCI e impegnato attivamente in numerose iniziative dell'associazione. Poi c'è Andrea Frasson che ha trasformato la malattia della moglie Marina, colpita da SLA, in una missione di solidarietà con il gruppo di runner La Butto in Vacca. A loro va il suo più grande ringraziamento. Per noi due è vita, per noi il gruppo che abbiamo è indescrivibile, per quello che fanno è indescrivibile. Un arazzo di 7 metri realizzato con tessuti di recupero. È l'opera dell'artista trevigiana Olimpia Biasi, esposta nel foyer del Teatro del Monaco. Abbiamo questo arazzo straordinario che nasce proprio dalla
ripresa, rigenerazione, rinascita di tessuti abbandonati. È un inno all'economia circolare la mostra installativa Come un manto per le lucciole, progetto che annovera tra i suoi assi portanti uno splendido arazzo lungo 7 metri e alto 1,20 che l'artista Olimpia Biasi ha realizzato con tessuti di recupero su rete industriale. L'opera, dopo la presenza al Goldoni di Venezia e al Teatro Verdi di Padova, è presente al Del Monaco di Treviso. 3 le componenti che stanno dietro a questa lavorazione. Pensiero di riuso di un materiale di scarto e che questo è un'azione virtuosa. Dopodiché c'è un incontro felice tra la MacArthur Glen, Annina Orsini, che ha creato il titolo Come un manto per le lucciole. L'arazzo è stato commissionato da MacArthur Glen 90 di Piave, designer outlet, impegnato nel nuovo progetto che riafferma l'impegno verso arte e sostenibilità. È nato per caso un progetto che poi ha ritrovato fondamenta in un'attività che noi portiamo avanti da parecchi anni, che si chiama Recycle Your Fashion, quindi dei capi che sono dismessi dai nostri consumatori sono stati in questo caso lavorati dall'artista Olimpia Biasi all'interno con una manualità grandiosa, con dei ritagli, con degli intrecci, con questo fantastico arazzo che vedete alle mie spalle, che è diventato il simbolo della rinascita. L'intervento artistico resterà a Treviso fino al prossimo 8 giugno. Questa opera, che ha un significato importante, che ci fa capire come nella cultura e nella vita non ci sono scarti, ma siamo tutti potenzialmente delle opere d'arte. L'importante è trovare l'intreccio giusto e l'unione dei tessuti, dei ricami, delle cuciture, che possa esaltare in questo caso queste pezze e nella vita quotidiana le singole persone. La sfida era quella di spingersi oltre il riuso e il riciclo, come ha spiegato la curatrice artistica. Questo giardino pensile che ha questi colori che sono quelli della natura, che continua a esserci, a rinascere, a vivere nonostante sia calpestata. Il flusso di quest'arazzo, di quest'opera, è proprio quella di rigenerarsi secondo i luoghi. Infatti il partner ideale in questa occasione è stato lo Stabile del Veneto. Ed ora lo sport con il rugby e la sconfitta del Benetton a Pretoria in Sudafrica per accedere ai playoff sarà decisiva ora la partita con Edimburgo sabato 1 giugno al Monigo. Penultimo turno di United Rugby Championship per il Benetton, che a Pretoria in Sudafrica cede per 56-35 contro i Bulls, ma strappa un prezioso punto di bonus in classifica. Ora, per accedere ai playoff, diventa decisivo l'ultimo turno, in programma il 1 giugno allo stadio Monigo contro Edimburgo. 5 le mete segnate dai Leoni, che però non sono bastate contro le 9 segnature di padroni di casa. Pronti via, i Bulls vanno subito avanti con la meta di Moody a seguito di una mall sui 5 metri biancoverdi. Il Benetton ha una buona opportunità, ma non finalizza una touche sui 5 metri. I sudafricani allora piazzano un doppio break che spacca la partita, mandando in meta i tre quarti Kriel e Arends a coronare azioni veloci, ovale in mano. Non arriva la reazione dei Leoni, che accusano la quarta meta di Nortie sotto i pali, e i Bulls sono avanti 26-0. Gli ospiti finalmente trovano il varco giusto, Smith allarga per Ratave, che scappa al difensore di casa e va in meta. Smith trasforma, si torna sulla metà campo e Moody va a fare la doppietta. Guse non c'entra i pali. A un passo dallo scadere, il Benetton marca la seconda meta di giornata con Lucchesi. Smith trasforma e la prima frazione si chiude sul 31-14. La partita ormai è decisa, il secondo tempo non migliora la situazione del Benetton. Nonostante il KO, però, i Leoni guadagnano un prezioso punto di bonus offensivo e l'accesso ai playoff si deciderà il 1 giugno a Treviso. Per la rubrica dedicata alla nostra storia della domenica, un servizio che ci riporta indietro al 1987, fa quasi sorridere in tempi di smartphone e internet ricordare quando veniva consegnato nelle case l'elenco del telefono. Ebbene, nel servizio che vedremo ora nella ex sede di allora di via Pancera, oltre all'elenco del telefono venne annunciato, pensate un po', il Videotel. Vediamo.
12.700 nuovi abbonati, 215.000 utenze attive. Sono dati diffusi stamane da Marino Tagliapietra relativi al 1986. Tagliapietra, direttore dell'agenzia SIP di Treviso, ha presentato ufficialmente oggi il nuovo elenco telefonico per le province di Treviso e Belluno. Un'occasione per fare il punto sulla telefonia. Parallelamente allo sviluppo di quella di base, anche nel trevigiano è stata rivolta particolare attenzione ai nuovi servizi telematici. L'anno decorso è andato bene. Abbiamo avuto un incremento di 12.700 nuovi utenti per le categorie normali, mentre per la categoria affari, per le attività produttive e di commercio, un incremento di 1.800. Però non abbiamo dedicato le nostre attenzioni soltanto alla telefonia di base, ma bensì anche ai servizi telematici. La telefonia dati è una rete pubblica realizzata dalla SIP per soddisfare alle esigenze dell'utenza pregiata. È una rete che permette la trasmissione sia di fonia che di dati, ma il grande vantaggio è che è rete pubblica, quindi accessibile a tutti, e i prezzi sono concorrenziali, tenendo presente che dà i stessi risultati di qualità di servizio che attualmente viene riservata soltanto alla rete dedicata, cioè quella rete specializzata per la trasmissione dati. Entro l'anno dovrebbe essere attivato anche a Treviso il Videotel, che consente il collegamento con una illimitata banca dati. Sono invece già attivati il Videolento, che trasmette immagini con la linea telefonica, e il Teleconsulto, molto importante perché permette il consulto medico a distanza, sia con i dati che con bioimmagini. Ed era questo l'ultimo servizio per questa edizione. Vi ringrazio per essere stati con noi. La sigla poi, come sempre, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.